San Gerardo di Brogne, nato in Belgio intorno all'895, è stato un monaco e riformatore benedettino. Fondatore dell'abbazia di Brogne, si dedicò alla riforma dei monasteri in Vallonia e in Francia. Fu allievo di San Bernardo degli Uberti e sotto la sua guida apprese l'arte della miniatura e la liturgia. La sua opera di riforma si concentrò principalmente sulla regola di San Benedetto, con l'intento di ristabilire la disciplina monastica che si era allentata nel tempo. Gerardo morì il 3 ottobre 959 e fu canonizzato nel 1131 da Papa Innocenzo II. Uno dei miracoli attribuiti a San Gerardo è la guarigione di un bambino gravemente malato, motivo per cui è venerato come protettore dei bambini. La sua figura è ancora oggi simbolo di rinnovamento spirituale e di impegno nella vita monastica. La memoria liturgica di San Gerardo di Brogne si celebra il 3 ottobre.